lodato Gesù Cristo. E stasera vi parlerò del secondo comandamento. Il secondo comandamento dice: non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio. E tra tutte le parole della rivelazione venne una singolare, cioè la rivelazione del nome di Dio che Egli svela a coloro che credono in Lui. Dio ha rivelato il suo nome per benedirlo, lodarlo e glorificarlo. Il nome del Signore è santo. Per questo l'uomo non può abusarne. Lo deve custodire nella memoria in un silenzio di adorazione pieno d'amore. Con il nome di Dio, l'uomo deve rendersi conto della presenza di Dio e deve testimoniare confessando la propria fede. E che proibisce? Il secondo comandamento proibisce l'abuso del nome di Dio, cioè ogni uso sconveniente del nome di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine Maria e di tutti i santi. Proibisce le promesse fatte ad altri nel nome di Dio. Perché? Perché esse devono essere mantenute per giustizia. Cioè, essere infedeli a queste promesse equivale ad abusare del nome di Dio ed in qualche modo a fare di Dio un bugiardo. Proibisce la bestemmia, che si oppone direttamente al secondo comandamento. In che consiste? Consiste nel proferire contro Dio interiormente ed esteriormente parole di odio, di rimprovero, di sfida o nel parlare male di Dio. La proibizione della bestemmia si estende alle parole contro la Chiesa di Cristo, i santi e le cose sacre. E per sua natura è un peccato grave. Anche proibisce l'imprecazione, in cui viene proclamato il nome di Dio senza intenzione di bestemmiare, ma come una mancanza di rispetto verso il Signore. E alla fine voglio concludere che il cristiano deve ricordare che il nome di Dio è santo e non deve usare di questo nome se non con verità, per necessità e con riverenza. E chiediamo a Maria Santissima la grazia di ricordare, mediante il nome di Dio, la sua presenza in noi, di modo da poterlo amare con più fervore. Sia lodato Gesù Cristo.